Poco tempo fa abbiamo parlato dei BTP Italia, una particolare forma di titoli di Stato indicizzata all'inflazione. E la cosa bella è che ha segnato un certo record di vendite per il semplice motivo che era collocata a rubinetto, un collocamento particolare che ho spiegato nel video qui in alto a destra. E-Coffee, il caffè economico che lascia l'amaro in bocca. Bene, oggi parliamo di un altro tipo di BTP che sta facendo molto parlare di sé negli ultimi giorni, i BTP Futura, che, spoiler, sono in parte indicizzati al PIL. Quindi partiamo con l'informazione principale di questo collocamento, la data, quando verranno emessi? Verranno emessi tra il 6 e il 10 di luglio. Una delle cose molto particolari di questo titolo è che verranno vendute esclusivamente al segmento retail, cioè noi piccoli investitori, noi piccoli risparmiatori, e assolutamente non a investitori istituzionali come ad esempio le banche. E se non sbaglio questo è esattamente il primo evento di questo tipo nella storia dell'Italia. Non si è mai emesso solo per il segmento retail. Lo scopo di questa emissione è duplice. In parte, come la volta scorsa, è finanziare le misure anti-Covid che sta prendendo il nostro Ministero delle Finanze e soprattutto aiutare a rilanciare il paese. Dall'altra c'è tentare di mantenere il nostro debito in mano ad italiani e non a grossi fondi di investimento esteri. Anche questo collocamento funzionerà come i BTP Italia. È un collocamento a rubinetto e quindi la quantità emessa dipenderà dalla domanda, se ne potranno acquistare quanti ne volete senza un tetto massimo, a meno che il Ministero delle Finanze, che se ne riserva la possibilità, non chiuda questo rubinetto anticipatamente. Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro, questo significa che 100, 500, 700 euro non si potranno acquistare, da 1000 in su, e solo multipli di 1000, quindi 1000, 2000, 5000, 10.000, quanti ne volete, ma mai 1250, 1375, cose del genere, ok? La vera sorpresa di questi BTP Futura sono le cedole semestrali, che vi ricordo essere gli interessi che lo Stato vi paga ogni 6 mesi. Funzionano in maniera abbastanza diversa da tutto il resto dei BTP. Innanzitutto questi interessi vengono calcolati con un meccanismo che si chiama step up, quindi sono tassi variabili e non fissi. La cosa furba è che partono da una percentuale minima e possono solamente crescere nel tempo. Il primo tasso, quello minimo, verrà annunciato il 3 luglio, segnatevi questa data. Successivamente non funzionerà come BTP Italia, ci saranno una serie di tassi che verranno annunciati tutti quanti lo stesso giorno e quindi noi a priori potremo già sapere il 3 luglio quanto si guadagna dalla cedola minima fino a scadenza. In più questi tassi verranno annunciati all'inizio del collocamento, ma possono essere cambiati dopo la fine del collocamento. E ora mi direte, ma se possono cambiarli è una gran fregatura. Sì, ma no, o meglio, non per voi, per il semplice motivo che possono essere rivisti questi tassi solo a rialzo, il che significa che se cambiano i tassi può solo convenirvi perché vi entrano più soldi in tasca. Esattamente come nel caso dei BTP Italia, anche qui è previsto un bonus per quegli investitori che acquisteranno BTP Futura in questo caso nel momento in cui vengono emessi e non li venderanno prima della scadenza. Questo significa che non li potrete vendere sul mercato secondario se volete questo bonus. E qui viene la figata. Questo bonus non è fisso, non è una percentuale fissa, è variabile e da che cosa dipende? È indicizzato al PIL e questo significa che se il nostro PIL si alza, allora si alzerà anche il nostro bonus. Come dite? Se si abbassa il nostro PIL, si abbassa anche il premio? Assolutamente no, c'è una percentuale minima garantita. Questa percentuale va dall'1% della somma che avete investito, che è proprio il minimo che vi possono dare qualsiasi sia la variazione negativa del PIL, fino a un massimo del 3% di quello che avete investito, che è il tetto massimo oltre il quale questo bonus non cresce più. Ad esempio, quindi, se avete acquistato il taglio minimo da 1.000 euro nel momento in cui è stato emesso e lo tenete fino a scadenza, vi verranno dati un minimo di 10 euro e un massimo di 30 euro come bonus, mentre se avete comprato 100.000 euro vi verranno dati 1.000 euro minimo e 3.000 euro massimo. E le sorprese non finiscono qui, perché non si parla del PIL reale, quello corretto per l'inflazione, si parla di PIL nominale. Di PIL ho già parlato nel video qui in alto a destra, quindi se non sapete che cos'è, recuperatevelo. Mentre il PIL reale può aumentare solo nel momento in cui la produzione del paese aumenta, il PIL nominale può aumentare sia in quel caso che nel caso in cui aumentano i prezzi. E sappiamo tutti perfettamente quanto ci lamentiamo dell'aumento generalizzato dei prezzi, vero?
Il conteggio partirà dalla variazione 2020-2021 e finirà con la variazione dell'anno prima rispetto alla scadenza del titolo. Se non sapete come si calcola la variazione, nulla di più semplice. Prendete il PIL dell'anno 2021, ad esempio, e fate la sottrazione, quindi meno il PIL dell'anno precedente, e avete la variazione. Ho parlato negli scorsi minuti diverse volte della scadenza, però non vi ho detto la data, quando è. Questo perché ancora non si sa, si stima tra gli 8 e i 10 anni, ma verrà dichiarato solamente il 19 di giugno. La tassazione, come sempre in questi casi, è agevolata al 12,5% e non più al 26% come gli investimenti normali. Tenetene conto se state studiando un tipo di investimento di questo tipo. Il collocamento avverrà sul MOT. Non vi spaventate, non è niente di complesso. Il MOT è semplicemente il mercato telematico delle obbligazioni e dei titoli di Stato, che tra l'altro, piccola chicca, è l'unico mercato in Italia regolamentato per le obbligazioni. Si tratta semplicemente del tipo di mercato all'interno di Borsa Italiana nel quale troverete questo collocamento. Il collocamento avverrà tramite due banche dealer che sono Unicredit e IMI, che è una banca per gli investimenti del gruppo Intesa Sanpaolo. Ci saranno in tutto 3 modi per acquistare questi BTP Futura. Il primo è recarsi presso il proprio referente nella propria banca, quindi quella banalmente dove avete il conto corrente. Il secondo è tramite le poste. Attenzione che arriverà in futuro un video sulle poste, le varie stranezze delle poste che possono fare, servizi bancari e servizi assicurativi, cose molto strane. Fatemi finire questa sessione e poi arrivano. Il terzo modo, che è consigliato caldamente visto la pandemia in corso, per la quale non dovete abbassare la guardia, è tramite l'internet banking, nel caso in cui abbiate abilitato l'opzione di poter fare trading. Questo è quello che si sa finora. Se ci saranno degli aggiornamenti in futuro, tornerò a parlare di questa emissione in particolare. Per tenervi sempre aggiornati sui miei video, vi consiglio di iscrivervi qui sotto e soprattutto attivare la campanellina, che è importantissimo, nonostante poi le notifiche arrivino 6 giorni dopo la pubblicazione, dannato YouTube e i suoi bug. Una nazione non è in pericolo di disastro finanziario semplicemente perché deve a se stessa i soldi.